Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. Music loud, women walk, being kicked around. This is how I walk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay, di questo nuovo game Spec Ops The Line, sviluppato direttamente dalla Jaeger Development. È un gioco ambientato all'interno di una Dubai distrutta da diverse tempeste di sabbia che hanno costretto la popolazione alla fuga, e infatti tra le mura della città resistono solo John Conrad e i suoi uomini, il quale Conrad viene disperso e viene ricercato direttamente dal nostro soldato scelto, il quale verrà comandato direttamente da noi stessi, che comanderà una vera e propria squadra, una vera e propria squadriglia che andrà alla ricerca di questo imponente soldato, soprattutto all'interno di queste dune ormai sperdute all'interno della città, e dovrà affrontare numerosi terroristi che andranno ad ostacolare il suo cammino. Però per vedere più da vicino di che pasta è fatto questo game, ovviamente ci ritroviamo all'interno della demo ragazzi, andiamo ad osservare la campagna a singolo giocatore. Abbiamo una nuova partita, vediamo un po'. Allora, impostiamo la difficoltà combattente passeggiata, è l'unica difficoltà disponibile la combattente. Io vorrei giocare alla difficoltà massima, però accontentiamoci, combattente, adatta alla maggior parte dei giocatori. Ok, ci possiamo accontentare. Iniziamo, vediamo un po' dove ci teletrasportiamo. Intanto la bella bandiera americana davanti a noi. Cos'è? Muore un elicottero? Non riesco a seminarlo, Walker! Fermati e mantienici stabili! Hai perso il cervello, cazzo! Fidati! Wow ragazzi, un vero e proprio inseguimento aereo. Preso! Non era l'ultimo! Li vedo! Wow, possiamo comandare direttamente la minigun. Diamo un'occhiata. Guardate che figo ragazzi. Fighissimo, guardate che figo il nostro personaggio. Stronzone, forse è troppo alto il volume ragazzi. Vediamo un po'. Cerchiamo di diminuire un attimo gli effetti audio. Vediamo un po', ecco, volume effetti sonori. Ok, può andare bene. Ok, penso che adesso si senta abbastanza bene. Guardate che figo, ci troviamo direttamente da Dubai, questi grandiosi grattacieli direttamente a gestire questi fantastici elicotterini. Questi elicotteri mi sembra di averli già visti ragazzi, mi sembra che esistessero anche su Battlefield 3, soprattutto degli elicotteri di trasporto. Il zampare non va più veloce! Adam, stacci dentro! Lo faccio! Guardate che figo, fantastico, sono troppo quasi. Attenzione la Vacca! Ci è mancato poco, Walker! Vedi di farlo fuori! Walker ci chiamiamo, infatti. Andiamo. Siamo completamente al servizio di questo elicottero con un po' di sangue spalmato in testa. Gesù, ma quanti ce ne sono? Non importa, mantienici stabili e basta! Vediamo un'occhiatina. Sì, sono gli elicotteri di Battlefield ragazzi, direttamente da Battlefield. Oh, attenzione, ci hanno ammazzato. Guardate il sangue che abbiamo intorno allo schermo. Io non vedo proiettili che ce ne arrivano addosso ragazzi. Invece sì. Andiamo. Perfetto. È quello che penso io! Già! Tempesta di sabbia arriva! Tempesta di Via di sabbia. qui allora! Con questi alle costole! Portaci dentro! Nella tempesta, sei impazzito! Credo che lo scopriremo. Amante del rischio il nostro amicone qui. Dobbiamo trovargli un soprannome ragazzi. Vediamo un po'. Le eliche degli elicotteri fanno fatica a girare con questo vento. Vediamo un po'. Wow! Fighissimo! Ormai sarà dura attraversare questa tempesta. Tenetevi! Sì, mi tengo amico mio. Wow ragazzi! Mi sembra che di noi sono rimaste solo le ossa, o forse neanche quelle, dopo questo combattimento arduo. Non so se si è sentita completamente la mia voce dopo tutto questo frastuono proveniente dagli aerei. Prima, torniamo indietro nel tempo, quindi diamo un'occhiatina 12 ore prima. Sì. Se Conrad è il più grande sotto cui abbia prestato servizio? Non lo so. Ricordate le tempeste a Dubai? Probabilmente eravate a casa a guardare la televisione. E invece di tornare a casa si è offerto volontario per aiutare l'evacuazione. Pare che abbiano ordinato a Conrad di lasciare la città. Ha ignorato l'ordine. Il 33esimo è rimasto con lui. Le ultime notizie da Dubai dicevano che Conrad guidava una carovana di superstiti fuori dalla città. Questo 6 mesi fa. Poi, 2 settimane fa, abbiamo captato una trasmissione.
Parla il colonnello John Conrad, esercito degli Stati Uniti. L'evacuazione di Dubai è stato un fallimento. Bilancio vittime troppo alto. Capitano! Capitano Walker! Che c'è, Lugo? C'è un problema, signore. Per la missione? No, signore. Allora segui la gerarchia, sergente. Ricevuto. Tenente Adams! Ti sento, sergente. Situazione? Situazione irritata, signore. Irritata, sergente? Sì, signore. Una rivolta locale aerea si è insinuata nella zona americana designata Mutande. Signore. Taci, idiota. Signori, benvenuti a Dubai. Sì, ancora morta. È da vedere, sergente. Hai agganciato la trasmissione? Sì, signore, a circa 800 metri. Allora ci mancano 800 metri per scoprire chi dice più stronzate. Tu o l'intelligence? Wow, se non fossi un'implacabile macchina da guerra, mi offenderei. Eccoci ragazzi, Questo vediamo posto un è po'. designato terra di nessuno. Significa che non dovremmo essere qui. Facciamo le cose come si deve, ok? Ricevuto, capo. Ok, trovate un riparo. Benissimo, vediamo un po' di prendere confidenza con i comandi e soprattutto con il luogo. Ok? Copertura, benissimo. Saltiamo la nostra copertura. L'ambiente ragazzi non è niente male. Wow, quello che succede a Dubai resta a Dubai. Forza, troviamo un modo per scendere. Ricevuto. Una vecchia Lamborghini ormai distrutta ragazzi, peccato. Un modo per scendere, pensiamo un attimo. Una bella Hammer qua accanto a noi. Seguiamo gli intelligentoni qui. Cadaveri. Cadaveri? Ecco che rimane del 33esimo. Scarafaggi. I capi non la pensano così o non saremmo qui. 3 metri, benissimo. Ehi, c'è della corda qui. Vediamo di usarla. Facciamo gli alpinisti ragazzi. Vediamo un po' come si fa l'alpinista. Lezione numero 1. Appendere una corda. Whee! Basta così, Lugo. Per allentare la tensione, Eh? capo. Ci credo. Non mi serve. Mi servi concentrato sulla missione. Perfetto. Che missione. Stiamo solo perdendo Non tempo. new ragazzi. Nella savana siamo. Cambiamo arma. Conosci gli ordini. Se troviamo qualcuno, lasciamo Dubai e chiamiamo la base. Mandano la cavalleria e noi torniamo a casa. Benissimo. A quanto pare ragazzi il dettaglio grafico soddisfa Ehi, le ma voi la prestazioni. sentite? Davvero Pigli per il culo? un ambiente perfetto. Questo mi offende. Non c'è nessuno qui. Sembra quella trasmissione. Ah, giurerei di aver sentito qualcuno. Forza, vediamo di finire questa cosa. Localizzare il segnalatore di emergenza. Vediamo un po' dove si trova questo segnalatore. Ehi, c'è nessuno? Chi è in agguato? Dica io. Corvi. Lascia perdere. Non c'è nessuno. Allora che cazzo ci facciamo qui? Non ha tutti i torti. Ah, stai dalla sua parte ora. Quando ha ragione, ha ragione. Se i capi vogliono che diamo un'occhiata, noi diamo un'occhiata. Non lo so. A me sembra uno spreco usare così 3 operatori Delta distaccati e decisamente affascinanti come noi. Prendila come una vacanza pagata. Per il futuro, ricorda che preferisco spiagge con un rapporto gnocchi cadaveri di 3-1. Lugo, ma le senti almeno le stronzate che ti escono dalla bocca? No, no, signore. Mi sembra che mi incasinino il ritmo. Chiacchieroni questi nostri amici, Vediamo un po' quello che ritroviamo qua intorno. Sapete, sembra che ci stiano osservando. Bene, almeno qualcuno vede quanto sono sexy sul lavoro. Il posto sembra questo. di Dubai è stato un fallimento. Sì, è quello che stavamo cercando, qualunque cosa sia. È stato fermato Che dalla vuoi dire con prefettura. questo? È un segnalatore d'emergenza, ma non è militare. È stato fatto con pezzi di ricambio. Hai idea da chi? No, manco per il cazzo. Volgari i nostri amici, Dannazione. Walker, è meglio se vieni a Succede? vedere. Che succede? Ah, dobbiamo venire qui. Sangue? Cos'è? Oh, cazzo. Mamma mia. Per usare un eufemismo.
Che cos'è? Un cadavere? È morto da poco. Già. Sì, è ancora peggio. È del 33esimo. Chi è stato? Probabilmente gli stessi che ci Eccoli. seguono. La domanda rimane comunque. Tranquillo. Credo che stiamo per scoprirlo. Infatti. E non ci hanno sparato, ragazzi. Sono il capitano Martin Walker. Cerchiamo dei Sì, sopravvissuti. venite tutti avanti con le mani alzate. Non vi faremo del male. Guardate che stronzone. Perché? Per uccidere anche noi? Che cosa? Parlate in farsi? Forse riusciamo a capirci ancora meglio. Agarin Tori Arf Bezanim. Buona idea, Sì, Lugo. sì. Potrebbe andare male in Mokate fretta, Steam. Walker. Serbes Mericasti. Davvero? Justin che Qualche idea? Vedi quell'autobus laggiù? È pieno di sabbia. Se siamo alle strette spara i Guarda, finestrini. Zedighe. Potrebbe darci Ok. un vantaggio. Ehi, voi due! Gli anni dannati del 33esimo? Stanno escogitando qualcosa! Fuoco! Uccideteli! Che figo! Dove sono? Wait. Che cazzo sono questi tizi? Sono rifugiati, sopravvissuti alla tempesta! È un bene, no? Dovremmo chiamare la base e dare loro la notizia. Siamo contro sole. Accomodati, sono sicuro che smetteranno di sparare per farti telefonare. Signori, meno chiacchiere e più spari. Ok. Quello seduto direttamente nell'auto. Bersaglio neutralizzato. Sotto fuoco pesante! Carichiamo. A sinistra, altri da dietro la duna! Pezzi di merda. Copritemi, devo muovermi! Non gridare. Possiamo cambiare anche le armi, ragazzi. Perfetto. Un bel luzzo al posto della nostra pistolina. Giù. Walker, siamo in posizione. Attendiamo il tuo ordine. Mouse 3, stordissimo. Andiamo. Walker, non abbiamo tutto il giorno, cazzo. Andiamocene da qui. Attenzione. Ehi, Walker, dacci quel E dannato vai, te segnale. lo sto dando. Vuota Ok. quell'autobus. Ah, ecco, perfetto. Ci sono. Figo. Capito, libero la zona. Bersaglio a terra. È libero, andiamo. Andiamo, ragazzi. Possiamo impartire anche gli ordini ai nostri amiconi qui. Avanti, dal Tutti con retro. gli Uzi, armi di importazione. Benissimo. Granata. Al riparo. Dove si nasconde? Cartellone, sull'altro lato. Mouse 3, segui il comando di attacco. Dammi l'ordine e lo Ok, faccio fuori. Però amico mio, abbassa un po' la voce che mi stai spaccando i timpani. Abbassiamo la voce un po' dei nostri amici. Mettiamola sul 3, può andare bene. Comando attacco. Aspetto l'ordine, capitano. Ok, Lugo, ho capito come si eliminalo. danno i comandi. Signor sì. Vediamo un po'. Fucile da cecchino, fantastico questo gioco, ragazzi. Mi sta In piacendo arrivo. abbastanza. Vediamo un po', saltiamo. Cambiamo arma perché con la pistolina facciamo ridere. In cima a quel bus. Fallo fuori. Vedo il bersaglio. Abbiamo finito i colpi, ecco perché. Neutralizzato. È spacciato. Ancora un altro. Un altro gruppo sta uscendo da quel ricaricando. container. L'M9 non è la mia preferita, però ci possiamo accontentare. Non è come la Desert Eagle, però andiamo. Verso quel container. Non abbiamo più colpi, dannazione. Possiamo cambiarlo con l'Uzo. Ok. Andiamo. Walker, Sì, la porta. corpo a corpo. Possiamo giustiziare anche i nostri nemici. Wow, ragazzi, non lo sapevo. Allora, Maiusk, sinistro, giustizia. Vediamo un po'. Madonna mia, un cannone come braccio. Pensavo dovessimo salvare la gente. Fantastico. Vediamo un po'. Will Smith qua che dice. Cosa diavolo è stato? Wow, ragazzi. Ricevo una richiesta di soccorso. Trasmetti a tutti. Comando 33esimo, qui pattuglia Alfa. Siamo sotto attacco. Ripeto, i ribelli ci hanno circondato. Vi chiediamo assistenza immediata. Che è successo? Merda! Mazzane a terra! Ci serve supporto! I nostri amici sono in difficoltà. a quanto Lugo, pare. distanza. Circa 100 metri. Ok ragazzi, siamo riusciti a dare un primo impatto a questo game. Continueremo la demo all'interno del prossimo gameplay. Spero che il video vi sia piaciuto, anche se non ho parlato molto perché, come avete potuto ben vedere, i miei amici della squadra Alfa hanno parlato per me. Comunque fatemi sapere che cosa ne pensate di questo game. Ciao a tutti ragazzi.